503 comuni veneti su 563, tra questi 30 su 44 del veneziano, sono al momento esclusi dagli 8 miliardi e mezzo di fondi del governo per la riqualificazione urbana. Il 75% dei municipi veneziani non vedrà il becco di un quattrino, perché il governo Draghi ha destinato i fondi solo alle realtà sopra i 15.000 abitanti. La mobilitazione dei sindaci dei comuni medio-piccoli del veneziano e veneti è appena iniziata. Pronta una mozione da far votare nei consigli comunali e da spedire al governo e al presidente Mattarella. E anche se i comuni sono di piccole dimensioni c'è una capacità organizzativa, progettuale, realizzativa e di visione, e ricordare che la stragrande maggioranza delle nostre comunità e del nostro paese è nata sui comuni e sui piccoli comuni. E siccome ci sono in atto tante politiche di rivalorizzazione, di attenzione per le aree interne, questo bando era un bando molto atteso. La mozione dei primi cittadini veneti è la prima in Italia, altre regioni hanno chiesto di poterla copiare. Il governo deve rimediare alla svista. Noi dobbiamo garantire sviluppo per il futuro dei nostri territori, quindi non ha senso che i comuni, quelli più piccoli sotto i 15.000 abitanti, siano totalmente esclusi da questa opportunità di sviluppo per il futuro. È difficile capire quale sia la ratio di questo provvedimento. Io mi appello al presidente De Caro di ANCI Nazionale, che sta dialogando con il governo per trovare delle soluzioni per dar dignità a tutti quei sindaci, uomini e donne, che oggi rivestono un ruolo che ci riempie di responsabilità, anche di grandi soddisfazioni, ma oggi noi siamo chiamati a progettare il futuro e per far questo dobbiamo poter avere quantomeno le risorse. La mobilitazione di sindaci veneti per ora ha toni pacati, resterà così sempre se, dicono, verremo ascoltati dal governo, altrimenti alzeremo la voce e siamo disposti anche a ricorrere al Presidente della Repubblica o scendere in piazza.